anche quis in grede septam si nosse, cura est id loci tantur, quique sint onerata membra sepulcro, huic pagine versus percurrere Acilius Doci, hic quiescet in pace bone memorie Maria, claro veniens de stirpe parentum, cui tribus annis tribus tantum liquid dulci esse coniuncta marito, quem invida mors 17º etatis anno transacto dulce privabit iugale, deposita est sub die 4 calendas Januaris, indictione 13ª. Vento, il mare che accarezza gli occhi con il suo blu profumato. Questo ricordo. I baci di Acilio che promettevano futuro e invece nascondevano un addio con labbra di miele. Maria, questo è per sempre, diceva. Per sempre fu troppo presto. I caldi abbracci divennero questo bacio di pietra, che raccolse per me lacrime e carezze, fino a che anche quelli rubarono i secoli. Questa pietra, i miei occhi, le mie parole in questa pietra. Con questi occhi in pietra vedi dapprima il giorno che diventa notte a lungo, e alberi e voli di uccelli guizzanti. Poi il destino volle sradicarli dai miei spogli e li incastonò pietra tra pietra sul selciato di un luogo sacro. E con i passi trafolati, i sussurri, le preghiere. Poi fu buio e silenzio fino a oggi. Sì,